È stato un risultato molto positivo, ringrazio tutte le candidate consigliere e tutti i candidati consiglieri che mi hanno supportato, hanno fatto un lavoro eccezionale. Non era semplice, soprattutto perché, come abbiamo visto, il risultato delle europee, Lega più Fratelli d'Italia pesano in città un 44%, quindi una città decisamente di centrodestra, però i ragazzi sono stati bravi, hanno fatto capire il nostro progetto, il nostro messaggio e siamo riusciti ad andare al ballottaggio. Adesso l'obiettivo è di parlare a tutti i cittadini, a tutti indistintamente, e far capire la nostra idea di città, una visione lungimirante della città, oltre a fare le piccole cose di decoro che vanno fatte e sono logiche, e quindi ci rivolgeremo a tutti, veramente a tutti gli elettori, di destra, di sinistra, di centro, cittadini vittoriesi che hanno a cuore la città. E saranno 15 giorni molto interessanti.